Nella 10ª giornata del Girone B di Eccellenza si ritrovano faccia a faccia Polisportiva Gioiosa e Football Club Vittoria, entrambe a caccia di un successo che mancava da 3 e 2 turni. Una sfida ad alta tensione dove fame di punti e voglia di riscatto accendono fin da subito ritmo e duelli, e alla fine il Gioiosa a far esplodere la festa firmando una vittoria pesantissima che vale l'aggancio in classifica proprio ai danni dei biancorossi avversari. Atmosfera caldissima e bastano 3 minuti perché la sfida si scaldi. Il Vittoria si fa vedere con Cocimano che in aria lascia partire il destro senza però trovare lo specchio. È solo il preludio di un primo tempo vibrante, perché al primo vero affondo il Gioiosa colpisce quando al minuto 8 Di Carlo respinge corto in uscita su Muschio. Vignone è il più lesto di tutti e con un destro preciso insacca l'1-0 facendo esplodere il pubblico biancogranata. Per lui è la seconda rete con la maglia gioiosana. Sospinto dall'entusiasmo il Gioiosa continua a spingere, la volée di Massuma dal limite sfiora di poco il palo, poi al 21esimo serve un autentico miracolo di Carlo su Calderone e Locantro, e quando il portiere è battuto ci pensa Cappello con un salvataggio sulla linea a tenere in vita il Vittoria. Tripla occasione, triplo brivido. Scampato il peggio, il Vittoria reagisce con decisione. Al 25esimo Paterniti devia in modo strepitoso il sinistro ravvicinato di Maletic e pochi minuti dopo al 29esimo il diagonale di Cocimano esce di un soffio. Ma lo show dei portieri non è finito, infatti al 33esimo Paterniti si supera ancora respingendo di puro istinto il colpo di testa da 1 metro dello stesso Maletic, mentre al 42esimo è Franco Fonte a provarci dalla destra, costringendo il numero 1 di casa a rifugiarsi in angolo. Il Gioiosa non resta a guardare. Al 45esimo Calderone, mancino potente, mette Di Carlo davanti a un intervento tutt'altro che semplice, ma prima dell'intervallo è ancora il Vittoria a rendersi pericoloso con Lopizzo che carica il destro da fuori aria e chiama Paterniti alla parata in 2 tempi che chiude un primo tempo ricco di ritmo, occasioni e protagonista assoluto, i portieri. Nel secondo tempo è ancora il Gioiosa a prendere in mano la partita. Al 57esimo Muschio va vicino al raddoppio con un sinistro preciso che sfiora il palo e accende il boato dello stadio. 10 minuti più tardi è sempre lui il protagonista, raccoglie il servizio di Mussama e conclude di destro trovando però solo l'esterno della rete. Il gol sembra nell'aria e al 68esimo arriva la chance più clamorosa quando il neoentrato Salem, servito perfettamente in aria da Massuma, calcia incredibilmente sul fondo a tu per tu con Di Carlo, lasciandosi sfuggire il possibile 2-0. La squadra di Mirko Silvestri continua comunque a spingere e al 75esimo Calderone sfiora di nuovo il bersaglio con una conclusione deviata che esce di un soffio, ma stavolta la pressione dei biancogranata viene premiata dal corner che ne segue quando Foti svetta più in alto di tutti e di testa batte Di Carlo facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. E il 2-0 e per il difensore si tratta della seconda rete in campionato. Il Gioiosa sulle ali dell'entusiasmo va vicino anche al tris al 79esimo con Calderone che semina il panico nella difesa ospite, ma il suo destro viene murato da Sferrazza che tiene in vita il Vittoria. Un intervento decisivo perché all'86esimo gli ospiti la riaprono. Russotto rifinisce alla perfezione per Maletic che con un tocco morbido supera Paterniti e firma il 2-1 bagnando l'esordio con un gol di classe. Finisce così dopo un digiuno che durava dal 19 ottobre. I biancogranata tornano finalmente al successo agganciando proprio il Vittoria a quota 16 punti. Per gli ospiti invece si allunga a 3 la striscia senza vittorie che manca ormai dal 26 ottobre. Prossime settimane per le dirette della nostra piattaforma. Grazie ed alla prossima.